Nona giornata di eccellenza, la neopromossa rivarolese in maglia gialla sta disputando un buon campionato e oggi deve dimostrare il suo valore con una big come il Vado, maglia blu, terza forza della classifica. I primi 20 minuti di gioco sono poveri di emozioni, le squadre si studiano e c'è equilibrio in campo. Il primo guizzo è della rivarolese, ci prova dalla lunga distanza Oliviero, ma non trova di poco la porta. 7 minuti di attesa e c'è il Vado a provarci, porta in avanti i suoi Sassari. Cerca trova l'intesa con Tona, lo scambio con Di Pietro, ma non c'è nulla da fare. 9 minuti dal termine, ancora il Vado in attacco, traversone di Sassari per D'Ambroso, ancora un nulla di fatto. È attivissimo Sassari sulla fascia e un minuto dopo con un tiro cross sfiora il palo, per un pelo non ci arriva Di Pietro. A reti inviolate si passa al secondo tempo, con le immagini e il montaggio di Samuele Ragusa e dopo 6 minuti c'è la prima occasione per i padroni di casa. Calcio di punizione, batte Sighieri, la mette in area per Mura che punta decisamente troppo in alto. La risposta del Vado tarda 4 minuti ma arriva, con Job sulla sinistra a servire D'Ambroso. Ottima la risposta di Lovecchio. Immediatamente dopo anche il Liante, portiere del Vado, si difende alla grande dalla potente punizione calciata da Capitan Sighieri. Le occasioni stentano ad arrivare, ma al 24esimo c'è da segnalare la conclusione di Sassari. Lovecchio spegne l'entusiasmo dal numero 10, oggi migliore del Vado. A 5 minuti dal termine ancora il rossoblu a provarci, questa volta è Amelio a testare i pronti riflessi di Lovecchio. Brivido in pieno recupero, ancora per il Vado, la potente conclusione di Esposito sfiora il palo. Due squadre bloccate e mai realmente pericolose, il risultato uno 0-0 senza troppe emozioni.